Presentata a Roma la Carta dei diritti del cittadino nei rapporti con il notaio, realizzata dal Consiglio nazionale del notariato insieme a 10 associazioni di consumatori. Obiettivo: far conoscere le garanzie offerte dal notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica, informare il cittadino dei suoi diritti a tutela dei suoi beni e rendere trasparente e facilmente comprensibile una professione complessa, come spiega il consigliere nazionale del notariato Albino Farina al microfono di Gelsomina Testa. È un documento che contiene, in un'ottica di maggiore informazione, sempre maggiore trasparenza, l'elenco di tutti i diritti del cittadino nei rapporti con il notaio, quindi nel momento in cui si trova a richiedere una prestazione da parte del notaio, e contemporaneamente in qualche modo sottolinea anche le garanzie e le responsabilità che assume il notaio nell'esercizio della sua professione, così da un lato da colmare le asimmetrie informative che tante volte caratterizzano il rapporto fra un contraente più debole, quindi un cittadino, ed un professionista che svolge un'attività piuttosto complessa come il notaio, e dall'altro lato cercano di far capire l'importanza, il valore, gli effetti benefici della prestazione notarile. Quindi l'hanno richiesta ai consumatori questa carta? È un'iniziativa congiunta, è per cercare di far capire al cittadino tutto quello che può chiedere nel momento in cui varca la soglia dello studio notarile e quante e quali siano le prestazioni che il notaio può rendere accompagnandolo nei momenti più importanti della sua vita. Secondo la carta, quali sono le principali responsabilità del notaio nei confronti del cittadino? Il notaio garantisce un controllo di legalità, quindi che l'atto sia conforme a legge, la corretta tassazione dell'atto, l'applicazione dei benefici fiscali che siano richiedibili in quella situazione particolare, responsabilità disciplinare. Il notaio può essere sospeso o nei casi più gravi addirittura destituito. News Economy, programma